Un'iniziativa sicuramente interessante, quella che si svolgerà oggi ad Agrigento, che parla di sicurezza digitale e degli squilibri che può creare anche da un punto di vista economico. Lei modererà l'evento? Sì, viviamo in un mondo digitale ormai, quindi è chiaro che dobbiamo alfabetizzarci al massimo, è un mondo straordinario, affascinante, ma pieno di insidie, pieno di pericoli, pieno di rischi, quindi è necessario non soltanto nelle nuove generazioni che nascono digitali, ma anche in chi digitale non è nato, istigare a un maggiore apprendimento, a una maggiore consapevolezza e responsabilità nell'uso del mezzo, straordinario di suo ma altrettanto pericoloso se usato male. Lei rappresenta un quotidiano importante, quello del Giornale di Sicilia. Ecco, che tipo di messaggio lanciare anche sulle pagine stampate per chi legge oggi? Noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo che ha marchi un po' dovunque, abbiamo il giornale in edicola, abbiamo il sito, abbiamo la televisione, abbiamo la radio. È chiaro che il mondo dell'informazione mira sempre più verso la digital edition, è un settore su cui stiamo investendo moltissimo, che è l'unico modo probabilmente per tenere legate alla vera informazione, quella credibile e affidabile, le nuove generazioni che altrimenti comincerebbero a navigare nel mare senza regole dei social. E infatti non c'è un direttore responsabile, per cui diciamo, c'è una certa libertà, non è come il giornale, la testata che ha un controllo diretto da parte di un direttore, no? Io lo dico sempre, se io dovessi scrivere qualcosa sul giornale che possa essere vagamente diffamatorio ne risponderei penalmente, se la stessa identica cosa la dovessi scrivere nella mia pagina Facebook non mi succederebbe nulla. Francamente confrontarsi con un mondo senza regole per noi è davvero complicato, così come è complicato riuscire a far comprendere alla gente che le regole non sono un puro esercizio stilistico, ma sono l'architrave su cui poggia l'affidabilità e la credibilità dell'informazione a cui noi miliamo ovviamente ogni giorno. Ecco, oggi avete scelto Agrigento come tappa del vostro itinerario, come mai Agrigento? Allora, finalmente siamo arrivati ad Agrigento dopo 2 bellissime tappe in questo lungo percorso del progetto Libere di Vivere, che è partito nel 2019 con la tappa siciliana di Palermo, per proseguire l'anno scorso a Catania e quest'anno, perché no, il centro della Sicilia con Agrigento, e poi ci sposteremo la prossima settimana a Ragusa. Sono molto felice che finalmente questa manifestazione, questo progetto della Global Thinking Foundation è arrivato ad Agrigento proprio perché rappresenta la mia terra, quindi sono veramente contenta. Ecco, ci sono rischi oggi per chi si confronta nel mondo del digitale, voi parlerete oggi con qualificati esponenti proprio di questo problema, anche quotidianamente insomma emerge. Sì, per quanto riguarda la tematica di questo importante evento di oggi, che vedrà appunto degli illustri relatori a parlare appunto della tematica della cyber security, sicuramente interessa tutti noi, tutti i cittadini, ma anche e soprattutto le giovani generazioni. Quindi parlare di cyber security è veramente importante, cercare di sensibilizzare la cittadinanza a queste tematiche risulta essere sicuramente alquanto difficile, ma veramente importante sottolinearlo. Ecco, un problema sicuramente interessante, quello che oggi viene dibattuto ad Agrigento, ecco il punto di vista di un avvocato. Bene, noi siamo molto lieti e orgogliosi di aver partecipato a questo evento e aver collaborato nell'organizzazione di questo evento. È per noi un privilegio collaborare con la Fondazione, con la Global Thinking Foundation, perché si occupa di temi che sono di stringente attualità. Per noi è fondamentale che la società abbia effettiva conoscenza di quelle che sono le problematiche che oggi più di ogni altro momento affliggono la nostra società moderna. La violenza economica, per esempio sulle donne, o la cyber security sono tematiche di attualità importante che vanno assolutamente trattate e sviluppate con maggiore importanza. Ecco, cosa fare per evitare di incappare in queste trappole digitali? Le trappole digitali soprattutto è importante conoscere, è importante informarsi, è importante avere effettiva conoscenza di che cosa c'è dietro un computer o davanti a un cellulare, quindi è importante sensibilizzare l'opinione pubblica, i ragazzi, le donne, tutti su queste tematiche, e noi come Unione Avvocatura Siciliana siamo ben lieti di farlo insieme al collaboratore
collaborando con fondazioni di importanza internazionale come appunto la Global Thinking Foundation. Allora, cosa fate oggi ad Agrigento e qual è la sua competenza? Allora, io mi occupo dello sportello d'ascolto, ovvero mi occupo di raccogliere le richieste di aiuto di donne vittime di violenza. Successivamente, dopo aver raccolto la richiesta, mettiamo a contatto ogni singola richiedente con una nostra volontaria della task force. Disponiamo di circa 80 donne professioniste che mettono a disposizione le proprie competenze e conoscenze alle donne vittime di violenza. Le richieste possono essere molteplici, ovvero possono essere diverse le problematiche che ci troviamo di fronte, quindi possono essere di carattere finanziario, legale, di orientamento professionale o anche bancario. Oggi siamo ad Agrigento con Libere di Vivere, che è un progetto culturale di informazione e sensibilizzazione al tema della violenza economica, della parità di genere e dell'inclusione sociale. Lo facciamo mediante le graphic novel e le illustrazioni grafiche, che sono un colpo d'occhio, e cerchiamo di sensibilizzare in questo modo la cittadinanza, ma soprattutto cerchiamo di smuovere le coscienze individuali e collettive dei più giovani. Ecco, che tipo di riscontro avete avuto finora a questa iniziativa? Abbiamo sempre un riscontro eccellente, proprio per questo motivo abbiamo un team che sponsorizza le nostre iniziative, facciamo il giro di diverse regioni d'Italia, ogni anno siamo in delle regioni differenti, ora siamo ad Agrigento, tra qualche giorno saremo a Ragusa per poi chiudere con Milano e ricominceremo l'anno prossimo con la Costa Azzurra. Una tappa importante di un evento importante organizzato contro le fake news e la cyber security, oggi qui ad Agrigento. Sì, inizia questa mostra itinerante, Liberi di Vivere, si parlerà naturalmente della violenza economica sulle donne, anche sulla parità di genere. Penso che siano argomenti purtroppo ancora attuali, anche un incontro importante proprio sempre per promuovere e stimolare la cultura qui ad Agrigento. Lusingato di essere presente, di essere stato invitato.